Parlo? Con chi? Il cuscinetto di fiori da mettere sulla cassa. Ah, mi scusi, capisco che per lei sia una cosa importante, ma forse intendeva dire cuscinetto di fiori da mettere sulla cassa pane. Ah no, proprio sulla cassa? Come dice, per la cerimonia. Ma di quale cerimonia sta parlando? Funerale. Ma quale funerale? Ma qui stiamo tutti benone. Lei deve avere sbagliato numero. La saluto. La urde mazza. Il Vulia che adesso ritirare la corona e il cuscinetto per la cerimonia funebre. Ma controllate il numero prima di chiamare, va? Ah, tu. La volete capire che qui ci sono tutte persone vive e vegete? La saluto. Lei. Così siamo a posto. Eccomi di ritorno, Giulio, scusa se ti ho fatto aspettare un po', ma sai papà, ha voluto a tutti i costi farmi assaggiare un bicchiere del suo vino. Giulio, prima che tu dica qualcosa, volevo farti una confessione che spero non ti faccia cambiare idea sul mio conto. Ma che cos'è quell'aria così solenne? Non sarai forse tu che mi vuoi scaricare? Non dire stupidate, dai, lo sai che non potrei mai fare una cosa del genere. Il fatto è che c'è una cosa che mi angoscia e che angoscia parecchio anche i miei genitori e quindi è arrivato il momento di chiarire tutto. Dolores, non ha importanza quello che vuoi dirmi. So che mi vuoi bene e tutto il resto non conta, credimi. Io ti sposerei anche se tu avessi commesso il più grande crimine che esista. Sei sicuro di quello che stai dicendo, Giulio? Perché guarda, ti ho mentito riguardo al lavoro di mio padre, perché mio padre non fa l'imprenditore edile. Ma non mi interessa. Lasciami finire. Mio padre non fa l'imprenditore edile e non è nemmeno ricco. Dolores, io devo sposare te e non tuo padre. O pensi forse che io ti voglia sposare per denaro? Non mi interessano i soldi e se non siamo ricchi di denaro. Io ho trovato in te la ragazza fantastica che cercavo e mai potrei farti del male. Non c'è nessun problema, credimi. Io ti sposerei anche se tu fossi la figlia di un misero operaio o che ne so, anche se fossi la figlia del guardiano del cimitero. Appunto. Ecco, appunto. Appunto. Com'è appunto? Appunto. Cioè, vuoi dirmi che tuo padre fa Sotramor, il guardiano al cimitero? Appunto. Allora vuoi dire che se io guardo fuori da quella finestra lì, vedo... E il cimitero. Ecco, siete tutti uguali. Anche tu sei prevenuto riguardo al lavoro di mio padre. Perché a voi non interessa che io possa essere una ragazza educata, intelligente o magari anche carina. A voi interessa solamente non essere il moroso della sceta dell'Annibale o il Sotramort. Guarda Giulio, è meglio che non ci vediamo più. Voglio lasciarti. Ma calmati, aspetta, ma cosa stai dicendo? Come lasciarmi? Allora Andreotti, no, guarda che, sappa che ti cerchi. Alevo scat de quel bu e questo che al fare suscitei morto. Ma cosa gente? Che? Ma la mia te cammina, Ma se me adesso, ma adesso che dice me qua al Giulio, adesso al ma senti. Asca mia amici da lei, che è grande sei, sa che chi sa fa. Sì, lei anche che Perché su i fonne gli esagera sempre. Sono pienamente accondiscendente. Dolores si è chiusa in camera sua e si rifiuta di aprirmi. Non so cosa fare. preoccupa mia, che non della mia adesso è. E te direi che con un motivo con te, arriverò a fare del fuoco la porta. Anche te, dai, Annibale. E della dammi una mano, perché pensa di sai che cosa la gana. Ma che la storia che la deve finire. Una volta per tutte. Scusi, Nescio, Prego. e anche lui, Nescio, Gino. Non te non vade là, è cosa che succede. Se fa perfo, approfitta che mi ha fatto parole con... Allora Giulio, din cosa che è succeduto, anche se puoi anche immaginarne. Allora,
cosa te la di, cosa gli faccio? Dico, mamma, l'ha fatto lei. Allora che per essere andata via segneca, vuol dire che tu che libero. E vino mia, rispondete alla domanda o no? Aspetta Gino, lascia mia ciapà del nervus. Dai Gino, conta su con calma che è succeduto. Che forse di che mestiere che hai fatto padre? Assolutamente no, mamma. Mi ha detto però invece lei il vero mestiere che fa il suo. Come il suo? O Annibale a fare l'impresario edile. Al vento il costruisca, cioè costruisce il 20k. Amla di la Shura Maddalena è che è anche bravo e che i suoi clienti si è mai lamentato. Sentite anche te oggi, no? Certo, sono sicuro che i suoi clienti si mai lamentati. Che via di dove? Mamma, papà, provi un po' guarda fuori dalla finestra che è il momento. No, guarda solo un Il momento. campo sportivo. Sì, guarda il campo sportivo. Veramente? E hai del negozio? Hai del nome di Olimpiade, come la cimitero? E ora, ma che sotto? Hai il cimitero? Ma te mai le mia di che ti te cabega con la dolore su perché la galacate cadambanda al cimitero, no? No, aspetta un momento, ora. Cos'è che E forse ho capito. Cioè? Ecco perché i suoi clienti si lamentano via del servizio. Lei è morto? E sotto al cimitero. E il tuo consuocero, anche mia la ca visi al cimitero, la ca all'ende del cimitero. E lui del cimitero, l'è il guardiano. Allora se di che fa ora? Esatto, o il suo tramor. Oh signore. E capì perché i suoi appartamenti sono piccini. Adesso è bella. E te? Perché la sbambosata che? Ti avresti mandata a Remengo? Ti avresti mandata a Remengo? O il fidanzamento con la Dolores? Assolutamente no, solo che appena me l'ha detto si è immediatamente irrigidita e non mi ha più lasciato parlare ed è scappata in camera sua e adesso ho paura che mi abbia lasciato. E te? Ma se cosa che ne fa? Reagisci? Ma che on sei? Lei la lasciata in tre e te la sandrele. Madonna, ho vinto le mie sentine. Allora, te, proprio te. Risponda tu mia. Adesso fa più di domande. Una tua buona domanda. Ma tu sai perché mi tutti in giro se? Viene pure che a dire la verità mi dai di del posto. Io? Allora siamo un po' capire reticipia io, sarai di solo me fare. Dai papà, strapeta almeno te. E la senta, dopo la moccola, la nora e sciugino. Ma la sente solo ottomana. La sua Giuliana? Sai che per il biere della sua Giuliana. Quando la è che la sapete in tre a cantare ma fai un mal de co. Dai, sta lì chiudete almeno te, dai. Fale con calma. Piano, Mia dentro a terra, Signor Gino e anche lei, signora Nora, vi prego di non incolpare i miei genitori per quello che è successo, perché la vera responsabile di tutto sono io. Sono io che ho chiesto a loro di mentire riguardo al lavoro di mio padre. Loro sono delle persone oneste e sincere e hanno accettato tutta questa messa in scena perché sono stata io a chiederglielo. E ora sono qui a chiedere perdono a lei e alla sua signora per questo mio comportamento. Giulio, guarda, non posso obbligarti a essere il moroso della scetta dell'Annibale o il suo tramor. Mi dispiace veramente tanto perché ci tenevo a te. No, miei cari, aspetti un momento. A quel punto che me adesso vorresti spezzare un'arancia in favore della No, me vorresti spezzare un'arancia in favore della mezzetta perché lei la gamia adesso o il capro respiratorio di tutta quella vicenda che e come ti dico che se te Andreotti alla casa mia me hai una scete se
da sedesela su, comunque de gustibus non est putandibus. Secondo. Ha ragione tuo padre. Tu non ti devi scusare assolutamente di nulla e posso capire perché l'hai fatto. Se solo però tu mi avessi lasciato parlare prima, io ti avrei spiegato No, che... aspetta un momento. Adesso mi lascia parlare a me. Vedi Dolores. Se Gergu che gada domandare scusa se proprio notte. Quello che Giulio voleva dirti è che anche adesso mi stai proprio tacciando sul titolo della che tu. Volesse dire che da che mia sono un'aziendina artigianale di stessa misura. No, che era la Ghe del Bu. È forse sui estinte misura che forse sono mia stacciata. L'aziendina la Ghe, ma de onoranze funebri. Hanno giusto che la procura era che mare su misura, trasporto, pratiche e documenti, professionalità, automezzi nuovi, personale preparato, specializzato e particolarmente attento alle esigenze dei dolenti. Dal disbrigo delle pratiche alla preparazione della salma, dalla scelta della vara alla tumulazione, dai fiori alle pubblicazioni di necrologie. Ecco, questo è il mio dichiaro. Finalmente mi sono tirato via il pis del stomaco. Questa sì che è la professionalità stessa. Adesso capisci perché lui, i suoi clienti, gli di a mia. Forse, la borsa. Capite ora perché siamo stati un po' sul vago. Pensavamo che il nostro lavoro vi impressionasse, ma evidentemente mi sbagliai. Vabbè, a quel punto che mi dicheres che un po' di res messo un bel velo peloso sotto la Come vedi Dolores, anch'io avevo i tuoi stessi problemi. Ora sei tu che devi decidere. Visto che ormai hanno sei quasi parecchi, c'è dica. Te che resu, a sé cosa fa? Mette in scena predasura. Bravo. Suor Giuliana, tu? Sì, ma sono tornata e quanto mi pare è appena in tempo. Certo, cosa fai cos'è per lei? Come mai siete ti sta facendo? E tu chi sei? Adesso ha capito la faccenda anche da lui chiede alla sua suocera. Sì, alle colpa so da lui, ne? Certo, le colpa so da lui, e mi stai lui a dire che ho il gas sulla pancia della mia figlia. Per far passare con mal di stomaco. Adesso il sistema è di nos bet. Ah sì? Ah come so un sacco? Ma spieghi? Ma cosa che fece Dippo? Che è stato? Ma la me parla mia, ho ciapato col gatto, fino a detto e detto. O il gatto, là dai fuori del mare, quando ho infilato in bocca al pedriel, e l'ho pericolo la caputa. Che la fare anche in testa, abbiamo Va bene, adesso che tu ben sistemato, invaso in cantina e che tira alcol a chi do bottiglie di Bernarda che lo so. Alle mie assurda adesso,
ormai anzi quasi parenti. Per il resto mi hanno dato il lavoro. Tante rese mia una casa quasi nuova che modello estrararo. E adesso più che al chiuso a destra e maniglie la Sei felice Dolores? Io tantissimo. Dimmi che sei solo mia e che non ci lasceremo mai. Ma certo che sono solo tua, Giulio. E questa bella bocchina qui di chi è? Ma è tua, Giulio. Permesso? E questo bel nasino di chi è? È tuo, tutto tuo. Permesso che ne sì? E queste belle manine? Ma sono tue anche quelle, Giulio. Permesso, signora Maddalena? E questi occhioni di chi sono? Ma sono tuoi, tutti tuoi. Cusenne, ma se salta sfuggi che è? E di che è